Da una parte il dramma che sta vivendo la famiglia di Giuseppina Lobrutto, il marito Flavio Cagnato, seriamente ferito, ancora ricoverato in ospedale, e le sorelle della donna. Dall'altra le famiglie dei due giovani che occupavano la seconda vettura. Le accuse della ragazza 21enne di Arcade al fidanzatino 22enne di Santa Cristina di Quinto, lui e la sua famiglia determinati a difendersi. Sono i tanti volti della tragedia che si è consumata venerdì notte a Sant'Andrà di Povegliano. La morte della 62enne originaria di Santa Maria del Sile, ex dipendente della provincia, rimane l'unico dato certo. Nel pomeriggio la 21enne, che accusa il fidanzatino di aver volontariamente sbandato per centrare l'auto, nell'intento forse di morire entrambi, è stata ascoltata dalla polizia in questura, dove si è presentata con il padre. Al termine si sono chiusi nel silenzio. La famiglia vuole tutelare la giovane, provata e spaventata da quanto successo. Se dalle indagini in corso dovessero emergere gravi indizi di colpevolezza, la posizione del ragazzo si aggraverebbe di molto. Da omicidio stradale si potrebbe passare a omicidio volontario per la morte della signora e tentato omicidio per il marito e la ragazza. Per ora lo studente è ancora ricoverato in ospedale. I genitori nel frattempo hanno incontrato nel pomeriggio l'avvocato Fabio Crea. Ma è un ragazzo che potremmo definire assolutamente normale, un studente universitario in corso, al terzo anno di economia e commercio, di ottima famiglia. Tengo a precisare che anche gli esami tossicologici erano assolutamente negativi, quindi direi un ragazzo senza sbavature nella sua vita. È ancora sotto shock, anche da un punto di vista fisico deve essere sottoposto ad una nuova operazione, quindi al momento diciamo le questioni strettamente penalistiche o processuali non le abbiamo approfondite, anche in attesa di verificare quelle che saranno le iniziative della Procura. Qualora fossero confermate da un punto di vista procedimentale queste dichiarazioni, chiaramente l'ipotesi delittuosa potrebbe essere modificata e certamente aggravata rispetto a quella che ordinariamente viene contestata, qual è l'omicidio stradale.